Preso in pieno, il punto esatto in cui mi piace sempre entrare con la nuova puntata del Bosco dei Sogni, questo effetto tipo stelle cadenti, sarà uno xilofono, cos'è? Non lo so, chiederò al nostro nuovo ospite. Ci sei, Antonio? Ciao Max, ciao, buon pomeriggio, ciao a tutti. Ah, ma che piacere conoscerti e incontrarti. Allora, Antonio Lusi il lupo. È un lupo? Esatto, Caspita, esatto. da dove ti deriva Sì. questa cosa? Ma guarda, sono stati degli amici a darmi questo soprannome da ragazzi, da adolescenti, diciamo, da ragazzini. È un soprannome che deriva dal mio essere un po' mite, a volte solitario, insomma, e venendo anche essendo abruzzese d'origine, forse non so, anche per quello, il capello nero, insomma, da diversi fattori, e quindi un mio amico Marco da ragazzino mi diede questo soprannome, poi mi rimase appiccicato addosso e insomma i miei amici mi continuano a chiamare tuttora così, quindi insomma quando ci vediamo quindi ecco svelato l'arcano, insomma è molto più Ok, semplice di svelatissimo, quello. svelatissimo, sono quelle cose che così partono quasi per scherzo dall'adolescenza e poi ti rimangono anche addosso, ma sono quelle cose che anche ti fanno piacere perché vibrano con la tua Assolutamente. essenza. A proposito di vibrare, io avrei un piccolo aneddoto perché tanto tempo fa, quando mi occupavo di preparare demo come compositore, così, strumentista musicale e tutto il Sì. resto, ok, una difficoltà grandissima che avevo era di trovare dei batteristi, una cosa difficilissima da trovare. Bene, se i batteristi erano rari, i Sì. bassisti erano come i liocorni della famosa filastrocca, cioè una leggenda, una mitologia. Ma io ho l'onore oggi di parlare con un bassista vero e proprio. Sì, beh, la figura del bassista diciamo che è molto ricercata, diciamo così, l'è sempre stata, insomma, però oggi come oggi, insomma, è cresciuta molto come strumento, nel senso si trova molto di più rispetto a quello che poteva essere qualche anno fa, insomma, quindi è evoluto, si è cambiato, insomma, anche il modo, l'approccio, quindi anche l'interesse dei ragazzi, delle ragazze, delle persone, insomma, quindi oggi è più, tra virgolette, più semplice rispetto a qualche anno fa sicuramente. Con il primo brano che andiamo a passare, ho la possibilità di avere l'aggancio per chiederti di più. Come è nata Sì, questa passione? Perché so che questo brano per te è un brano prezioso, è una colonna sonora importante della tua vita. Intanto io mi prendo tutto il minuto intero canonico che la regia mi dà, un minuto per presentarti bene. sì. Allora, Antonio Lusi, il lupo, artista che ha già dato vita a numerose composizioni, concerti, collaborazioni di alto livello con artisti che solcano i palchi della scena nazionale. Antonio Lusi, bassista e cantante, ha avuto modo di affinare la sua tecnica con Pier Mingotti, Guccini, Dado Neri, Celentano, Nannini, Luca Cantelli, Silvia Mezzanotte, Emanuele Boselli e Ludovico Carmenati. La sua strada professionale intreccia insegnamento, numerosi eventi musicali e sessioni in studio. Infatti noi adesso lo stiamo salutando e lui è in studio, si trova in studio a Città di Castello. Poi hai suonato il Esatto. basso sul disco The Rockers del cantante Albo Rosi, la canzone Piedi Scalzi, il featuring di Giuliano San Giorgi, Fire in the Dark con la voce di Elisa e tanto altro. C'è tanta musica nella tua vita, però se io dico Miles Davis, cosa mi rispondi? Eh, Eh, tanta roba, è importantissimo nella mia vita, ha cambiato un po' la mia visione della musica, soprattutto quando ascoltai Tutu, il primo album, diciamo il primo album su elettrico che ascoltai, e ha cambiato un po' il concetto, diciamo, dell'idea, della mia idea musicale, ecco, e lì m'ha stravolto abbastanza e è rimasta sempre come colonna sonora nella mia vita, che tuttora lo è, nel senso che è diventato una pietra miliare sia per il suo approccio alla musica, quindi per la storia che ha fatto e che, diciamo ha creato nel suo modo, e sia per una parte affettiva, ecco, insomma, quindi poi come suo produttore a Marcus Miller, che è il mio bassista preferito, e quindi avendo unito tutte e due le cose, diciamo che hanno creato un qualcosa di meraviglioso a mio modo di vedere le cose, insomma, ecco, quindi per me è una storia veramente importante che continua, insomma, ecco. ok, guarda, non ci conosciamo se non via SMS, via vocali e via telefonata radiofonica, ma posso dirti che mi hai quasi salvato la vita perché io sudavo freddo nel dire
Adesso come si pronuncerà? Tutu, no, tutu. No, tutu, esatto. Almeno mi hai salvato la io vita. l'ho sempre pronunciata così, dovrebbe essere il modo giusto, Ok, insomma, perché credo, sai, insomma, sia il da modo speaker giusto. ho detto, Quindi oddio, adesso come lo assolutamente. pronuncerò? Ok, allora, cari ascoltatori, deliziamoci le orecchie con Tutu nella nuova versione appunto di un super gruppo. Dopo andiamo anche a elencare i vari elementi perché sono di spicco. Molti di voi, molti diciamo affezionati e affinati d'orecchie riconosceranno la cantante Roberta Giallo perché ha una voce veramente che io adoro, e poi Sì. parleremo anche di chi ha compartecipato a questa esecuzione fantastica. Quindi Tutu, Miles Davis, e siamo con il nostro Antonio Lusi, il lupo. Sentite che roba, sentite, a tra poco. Una vera delizia, ci scrive Anna, ed è solo la prima di tantissimi altri complimenti che continuano ad arrivare. Allora,
Io so che intanto però tu sei a Città di Castello, sei nel tuo studio perché domani hai un'ospitata, cioè torni a trovare qualcuno di mutua conoscenza. Chi è? Sì, domani sarò in trasmissione al nuovo Roxy Bar di Red Ronnie, nella sua web TV e quindi mi sto preparando qui alla Take 5 in Città di Castello, sto preparando, diciamo, facendo degli ultimi preparativi e quindi ho questo in programma domani, sarà domani sera la diretta, ecco. Ah, è proprio in Quindi diretta qui, quindi possiamo vederti, possiamo anche conoscerti sì, sì, visivamente. Ah, sì, benissimo. sì, domani sera sarà in diretta, il programma partirà dalle 8:30, non so ancora a che punto della scaletta della serata sarò, però insomma dalle 8:30 in poi inizia la diretta Benissimo. e ci sarà il programma, insomma. Intanto veramente complimenti vivissimi. La cosa, beh, guarda, mi piace tantissimo la possibilità di fare questo programma qui in questa radio perché i nostri ascoltatori sono da una parte molto molto preparati, dall'altra molto molto curiosi, quindi c'è già chi è andato un po' a curiosare nelle tracce che hai lasciato online, perché tu sei molto online, e ha Sì, detto che appunto canti anche, certo, canti anche, hai sì, fatto sì. video, cioè sei musicista a tutto tondo. Sì, canto, diciamo, è una parte diciamo, della musica che mi piace fare. Nasco più come bassista, strumentista, diciamo, compositore, però mi piace anche cantare perché è una mia vena, quindi è una mia parte e quindi mi piace in qualche brano dove, diciamo, ritengo opportuno, comunque dove credo che la voce possa essere inserita e cantando. Ovviamente mi faccio scrivere i testi, insomma, da autori, però un testo me l'ha scritto Gatto Pancieri, un testo Alborosi, insomma, quindi però ecco, mi piace, la mia velleità è più suonare, ma mi piace anche molto cantare, insomma, ecco. Guarda, c'è già Filippo che è il nostro esperto di musica e anche collega speaker che salutiamo che dice sarò in connessione domani, quindi guarda. Oh, grazie mille, un saluto, veramente grazie. Poi non Grazie mille a posso, tutti. non posso non leggere il messaggio del nostro poeta pazzo che dice ecco il Max Alsino immerso nella fusion dell'ospite licantropo, compelimenti di petto, qui c'è del fegato sulla traccia, tanta roba, sì ragazzi, tanta roba. Volevo aggiungere, sì, caro Antonio, volevo anche aggiungere i musicisti in questo brano in particolare, caspita, sono tutti dei gioiellini praticamente. Sì, no, assolutamente. C'è Roberta Giallo, grandissima la voce, che Io saluto e l'adoro. ringrazio, e poi c'è Massimo Manzi alla batteria, un maestro sacro del jazz, e c'è Walter Vincenti, un chitarrista fantastico che lavora con me da tanti anni, e poi ultimo ma non ultimo c'è Riccardo Ciaramellare alle tastiere, anche lui un collaboratore che suona con me nei live, e Danny Morris, che è stato il mio insegnante, ha fatto un percorso di studio alla Berkeley e lui è stato il mio insegnante, che è per me un mentor, insomma, veramente un bassista mondiale in tutti i sensi, insomma, lui insegna a Boston, alla Berkeley. Io ho avuto modo di poter fare questo corso con lui, sono stato ho chiesto se poteva, se gli andasse di partecipare a questo mio lavoro, lui ha accettato con entusiasmo e poi il risultato, insomma, a mio gusto lo trovo entusiasmante, ecco. Ci chiedono anche se capiti da queste parti. A dire il vero, ci stavamo accordando già telefonicamente, vero Antonio? Sì, esatto, guarda, ti dico, vengo spesso al nord Italia, volentieri cercheremo, diciamo, nei tempi tecnici permettendo, di organizzare un qualcosa dal vivo, assolutamente, assolutamente. Molto molto bene. Lasciami solo aggiungere bene il discorso di chi ha compartecipato a questa esecuzione perché ci ha veramente lasciato a bocca aperta. Appunto Daniel Morris, l'hai già introdotto tu, professore attivo presso il Dipartimento di Basso del Berklee College of Music dal 1988 e appunto ha collaborazioni con artisti come Bo Diddley, Robin Ford e James Cotton. Poi Assolutamente. Roberta Giallo, chi non la conosce, collaborazioni come Lucio Dalla, Samuele Bersani, Massimo Manzi, batterista di fama internazionale, ha collaborato con Enrico Rava, Paolo Freso, Lee Konitz, e cioè nei maggiori festival jazz mondiali noi l'abbiamo trovato, e anche Riccardo Ciaramellari, musicista e arrangiatore che ha lavorato con Cristicchi, con Silvia Mezzanotte, insomma c'è tantissimo, Sì. caspita. Poi c'è anche Walter, che ha lavorato con Alborosi, che lui ha lavorato con tantissimi della musica italiana. Sono tutte persone colleghi che stimo a livello artistico, umano e musicale, insomma, che lavorano con me, quindi diciamo che
mi piace contornarmi di talenti veri, e questi qui sono tutti super talenti, a partire dalla prima Roberta all'ultima, insomma, al primo e l'ultimo, insomma, quindi assolutamente. Una super vibrazione. Poi c'è una citazione, cioè parafrasando, adesso che andiamo a sentire il tuo secondo pezzo perché i nostri ascoltatori aspettano trepidanti, invece di rest in peace è guest in peace. Che bello. Esatto, sì, diciamo che è un po' un gioco di parole, nel senso che tecnicamente quel brano lì è nato ascoltavo un podcast che parlava di persone che piantano alberi nel mondo per ripopolare di alberi il pianeta, quindi per salvare, diciamo, cercando di salvare nel migliore dei modi il pianeta, e quindi, diciamo, da una distruzione, quindi che riposa in pace, diciamo, sarebbe più bello trasformarlo in ospiti in pace, nella pace, diciamo. Ho giocato un po' su questa cosa, però è venuto da questo stimolo, da questo input che ho avuto guardando questo podcast, e quindi da lì è nato il brano, ecco, diciamo che è come piantare un albero, diciamo, l'idea è quella di piantare un qualcosa che possa crescere e stare bene nel mondo, ecco, per intenderci. Questo è un po' il concetto. Anche qui, e c'è il video su YouTube ad esempio, musicisti di tutto rispetto, caspita, anche in questo Guest in Peace. Sì, beh, c'è Fabrizio Bosso alla tromba, trombettista mondiale, poi c'è Dave Weckl alla batteria, che è uno dei batteristi, uno dei primi 2-3 al mondo, anche lui, insomma. Poi c'è sempre Walter Vincenti alla chitarra e all'arrangiamento del brano, insomma. Mi piace contornarmi, come ripeto, sempre nelle mie produzioni di musicisti che credo siano adatti per il contesto e che abbiano un livello veramente altissimo, e credo di esserci riuscito, insomma, ecco. Poi dopo può piacere o non può piacere, assolutamente, quello è un altro discorso, però credo che sia stato fatto nel migliore dei modi, ecco. Guarda, avendo già sentito il brano di prima, quel tu come l'avete fatto, noi sì, guarda, compriamo a scatola chiusa, ci fidiamo, quindi sentite che roba, lasciatevi accarezzare i padiglioni auricolari da questo Guest in Peace.
Quanto mi piace questo messaggio di Mark83, il 333 finale, che dice: Max, miele per le nostre orecchie. Ma sì, ma veramente, complimenti, sai Antonio? Grazie mille a te, Max, veramente. Quando le cose vanno dette, vanno dette. Io avevo già preannunciato ai nostri ascoltatori che oggi avrei alzato il livello musicale del Bosco dei Sogni con te, perché appunto non ce n'è, proprio non ce n'è. Magnifico. Senti un po', tra i vari messaggi che arrivano c'è chi mi chiede quale, oltre appunto abbiamo detto Miles Davis, ma quale dei bassisti magari anche contemporanei hanno influenzato di più la tua attività musicale, la tua anima? Tecnicamente due, cioè nel senso quello più adolescenziale che adesso uno non si aspetta, che sicuramente è Jason Newsted, che è stato il secondo bassista dei Metallica, perché da ragazzino ho iniziato a suonare perché volevo suonare quale brano? Sì, quale brano in particolare? Perché Jason è entrato più o meno in Justice for All, mi pare. Esatto, lui è entrato in Justice for All. L'album che mi è rimasto appiccicato addosso è Load. Load, che è di qualche anno dopo. Sicuramente il brano King Nothing, diciamo, è uno di quelli che mi ha colpito di più, perché ha sto riff di basso all'ingresso che è veramente potente, ma poi un po' tutti, sia il Black Album, sia Justice for All, che anche Reload, insomma, fino ai Disappear, che è l'ultimo singolo che poi hanno prodotto con Newsted, certo, al basso. E poi invece dopo, crescendo, è cambiato. Sicuramente quello che mi ha ispirato di più è Marcus Miller, sicuramente, però diciamo che poi nel tempo i gusti cambiano, le cose cambiano, ma questi due sono, diciamo, i miei fondamentali, diciamo, ecco, mettiamola così. Sono estremi, perché un bassista è totalmente metal, rock, e l'altro è funk, jazz, fusion, produttore, insomma, però abbraccio una vasta gamma, insomma, di generi musicali. Mi piace ascoltare dal jazz veramente al metal un pochino più pesante, passando per il pop, il funk, l'R&B, il blues, il soul, ecco. La musica, se è fatta bene, vale qualsiasi genere, non esiste, assolutamente, ti fa vibrare, non esiste confine. Ti dicevo, tra i vari messaggi, prima volevo dirti anche un piccolo aneddoto, perché per chi è fan dei Metallica, ma non solo, chi vuole vedere un po' com'è il retroscena di creare un album e poi anche andare a proporlo dal vivo, c'è questo bellissimo documentario, A Year and Half, che documenta fortunatamente l'intera nascita del Black Album, cioè pezzo per pezzo come è stato fatto, e soprattutto ho il DVD, è bellissimo, le 2 di notte, le 3 di notte a Los Angeles, Ulrich sempre ritardatario, tutto il resto. Però guarda, c'è questo aneddoto di Jason, il bassista, che mi è piaciuto tantissimo. Mentre stava per uscire il Black Album, produzione Bob Rock, non ci si aspettava un successo del genere, perché venivano comunque più da una situazione molto indie ancora con Justice for All, quindi Black Album è letteralmente esploso. Però ecco, poco prima che venisse pubblicato, Jason è andato a trovare i genitori del precedente bassista dei Metallica, che sappiamo essere morto in un incidente d'auto. Ecco, mi è piaciuto tantissimo questo suo gesto, la delicatezza di andare a trovarli, di presentarsi e di stare un po' con loro. Guarda, quella è una cosa che mi ha toccato tantissimo. Allora, assolutamente. Fabri dell'Est che dice: veramente bravo Antonio, un bellissimo sound. E Filippo, che ti ho detto che è il nostro esperto, ti chiede di Jaco Pastorius. È il più grande. Pastorius è stato l'innovatore vero del basso. Ovviamente è un mito anche lui. Io ti parlo a livello carnale, diciamo, sono più legato a Miller, ma sicuramente Jaco Pastorius è il Jimi Hendrix un po' del basso, l'innovatore, il genio vero, diciamo, che ha portato il basso dove è oggi, perché lui che l'ha esposto all'inizio, è lui che l'ha veramente portato a essere più fruibile, insomma, quindi a metterlo davanti come se fosse una voce, ecco, diciamo, e quindi sicuramente sta nell'Olimpo. Con Marcus Miller, che ovviamente questi sono ancora viventi, ma Pastorius, Marcus Miller, Stanley Clarke, Victor Wooten, a mio avviso sono ce ne sono tanti altri, bravissimi, ma diciamo, se posso fare un mio quartetto, questi qui sono i più grandi, ecco, però, ma a mio modesto parere, ovviamente, quindi è una mia personale classifica, che per quel che vale, insomma. Da non perdersi il documentario che ogni tanto passano in chiaro, appunto, sulla sua vita, cioè è stato veramente altro che meteoro, cioè è stato un rivoluzionario, come hai detto tu, Jimi Hendrix del basso,
un successo meritatissimo, tra l'altro. È andato via troppo giovane purtroppo per quello che poteva fare, però insomma. Già. E Veronica ti chiede personalmente, a parte farti i complimenti naturalmente, se c'è un artista, e diciamo, aggiungo io, magari vivo o no, con cui ti piacerebbe suonare. È un sogno con cui vorresti suonare con qualcuno. Guarda, allora ti dico, sicuramente sarebbe stato un sogno suonare con Pino Daniele. Questo sarebbe stato veramente, lo ascolto da bambino, mio papà me lo faceva ascoltare, sono appassionato di quel suo mondo, insomma, di quel suo mondo, quindi sicuramente ti risponderei lui. Viventi potrei dirti Viventi, Zucchero potrei dirti, mi piace un sacco la sua anima, insomma, musicale, mi piacerebbe, potrebbe essere bello. Guarda, sicuramente procurerò di intervistarlo e di mettervi in contatto, ok? Se no che bosco dei sogni è, scusa certo. Ok, Antonio, so che devi scappare via. Io ti ringrazio. Sì, Max, sei stato grazie con noi, mille a te. È stato bellissimo conoscerti. Grazie mille a te, grazie mille a Radio. Solo un'ultimissima cosa prima di salutarci, un messaggio, qualcosa che proprio dal cuore vuoi condividere con i nostri ascoltatori. Ascoltate la musica, ad ascoltare musica, aprire l'anima e cercare di rendere ogni giorno speciale in qualche modo per quello che si può. Ok, grazie mille. Ti vediamo domani sera da Red Ronnie e alla prossima. Grazie mille. Mi sono perduto in migliaia di vite e chissà in quante altre ancora, cercando più me stesso che il tuo nome. Non sono che un povero essere umano che cerca ancora invano il suo compito su di un pianeta lontano. Come puoi avermi perdonato? Chi ama lo fa sempre. E tu non sei soltanto un essere umano, sei anche colui il quale ha scelto di ripartire da zero pur di continuare a cercarmi. Forse è la scelta più importante che tu abbia mai fatto per tutto l'arco dell'intero ciclo. Come fai a essere così sicura che ci riuscirò? Come fai a sapere che anche questa volta non scapperò? Perché me lo hai promesso. L'ho visto nel tuo futuro. E visto il modo in cui lo hai fatto, soltanto uno sciocco non avrebbe potuto crederti. Come farò a riconoscerti? Come farò a sapere cosa dovrò fare in quel momento? Fu il venerabile maestro a rispondermi e lo fece affidando le sue parole al vento. Proprio da quel calore, dal calore della sua mano. Grazie a quello saprai riconoscerla e allora il tuo cuore saprà cosa fare. Circles, il viaggio di un'anima di Atlantide. Ricordati chi sei.